appuntamento con Sicilian Secret. Quest'oggi verrete con noi in giro per la pescheria, il cuore pulsante di Catania. Nostro ospite, ve lo presenterò, è considerato il cuciniere errante. Per questo nuovo appuntamento di Sicilian Secret siamo con Carmelo Chiaramonte, chef di fama internazionale, ai più noto come il cuciniere errante. Carmelo, qui abbiamo tanta materia prima. Tu mi insegni che la cucina siciliana nasce come cucina povera, però è anche vero che strada facendo è diventata cucina d'eccellenza. Ma questo onestamente secondo te è dovuto alla qualità e alla bontà della materia prima o alla creatività e alla bravura di voi chef? Beh, alla base c'è una tradizione di grande agricoltura siciliana, quindi abbiamo delle terre ricche che nella storia, partiamo dai granai dei Romani, dell'antica Roma. La Sicilia era granaio italiano, quindi c'è sempre stata una terra molto fertile, una terra che è suddivisa in fiumi, colline, pianure e anche montagne, quindi una ricchezza di materie prime molto vasta. E poi chiaramente una cucina che parte da quella contadina semplice a una cucina un po' più strutturata, più complessa, che spesso ha racchiuso tutte le civiltà che sono passate a dominare la Sicilia, dagli spagnoli ai francesi, quindi sono arrivate anche contaminazioni orientali nella cucina siciliana, una cucina molto complessa, molto articolata. Siamo qui con Mariangela Pampallona in rappresentanza di Dimensione Sicilia, che vuol porre una domanda al nostro amico chef. Sì, parlando di Sicilian Secrets, il nostro tour di Sicilia, qual è il segreto della cucina siciliana? Beh, per cogliere i segreti della cucina siciliana bisogna calpestarla, bisogna camminare ai mercati, bisogna andare nelle campagne, prendere una bicicletta, affittare una macchina, un treno. C'è per esempio il favoloso trenino della Circumetnea che gira intorno all'Etna, sono tutti trenini interni, ecco, girarla, annusarla con grande curiosità e scoprire i sapori dei mercati, i sapori delle campagne, delle trattorie, della ristorazione di mare. C'è tanta roba e alla fine io nei miei viaggi che ho fatto in giro per l'Europa ho scoperto alla fine che in Sicilia ci sono quei prodotti 15-20, non so, il pistacchio di Bronte piuttosto che il tonno rosso di Favignana, che hanno proprio il riassunto del sapore, quindi sono delle chicche ma sono anche delle perle che racchiudono un po' il sapore di questa terra. E in conclusione, Carmelo, da chef e da amante della cultura gastronomica, perché vorrei ricordare che la cultura non è necessariamente qualcosa di letterario, ma passa anche attraverso la gastronomia. Qual è secondo te il piatto principe della cucina siciliana? Secondo me potrebbe essere la caponata barocca, che è un piatto che rivela tutte le tradizioni che sono passate dalla Sicilia. È un piatto agro, dolce, salato e amaro, porta ortaggi, porta anche pesci. La caponata barocca si cucina con i gamberi e porta anche il cioccolato, quindi contaminazioni fra i paesi arabi, i paesi del Sud America, quindi sappiamo benissimo che melenzane e peperoni vengono da lì, sappiamo benissimo che l'uso dell'agrodolce è arabo, il cioccolato invece viene dal Messico, quindi tutte queste contaminazioni che completano un principio di equilibrio dei contrasti, perché la Sicilia in fondo è una regione di contrasti, è un piccolo continente dove c'è tutto tra bellissimo, intenso e fortissimo. Non possiamo che non essere d'accordo. Da Carmelo Chiaramonte, Silvia Ventimiglia e Mariangela Pampallona è tutto, l'appuntamento è alla prossima.